Autonomia del Veneto, ieri nuovo incontro cruciale a Roma tra Zaia e Bressa, ma stamane l'appello della CGIA di Mestre al governatore: non firmi la preintesa con il governo, non ci sono le condizioni. Omicidio di Venezia, interrogatorio in carcere per il 50enne accusato del delitto, domani l'autopsia sul corpo di Gritti. Gli investigatori cercano risposte anche dal terzo uomo fuggito la notte degli spari. Allarme e sicurezza, due rapine a mano armate in poche ore a Fonte, nel Trevigiano, pistole spianate contro i titolari di un centro massaggio, a Mestre, coltello alla gola di una edicolante. Ventenne di Castelfranco, vittima di una violenza sessuale di gruppo a Jesolo, in 3 giovani finiscono sotto inchiesta. La ludopatia, la portata a perdere al casino oltre 2 milioni di euro affidatole dai clienti, condannata una promotrice finanziaria di Vigonza. Sciopero della spesa contro l'autovelox della discordia dal Bignasio, Guarniziarlo, uno tra le migliaia di multati che ha deciso di non fare più acquisti nel territorio comunale. Incredibile incidente a Chiampo nel Vicentino, dove una donna al volante si vede piombare sul vetro un agnellino che era caduto mentre pascolava a monte della strada. In pochi lo immaginano, ma il tango argentino costituisce un'efficace terapia per rallentare il decorso della malattia come il morbo di Parkinson. A Campo San Piero e Cittadella ripartono in questi giorni i corsi. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando di autonomia del Veneto, perché vedete in collegamento, parliamo di regione, fra pochissimo ci collegheremo con la regione del Veneto per un importante incontro al vertice su un accordo con Trenitalia, ma partiamo dall'autonomia del Veneto perché sappiamo ieri c'è stato un nuovo vertice a Roma tra il governatore Luca Zaia e il sottosegretario Gianclaudio Bressa. E come abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, Zaia ha detto la preintesa ormai è sempre più vicina, è sul tavolo, oltre alle 5 materie già stabilite ce ne sono anche altre, dunque una preintesa che verrà firmata assolutamente prima delle elezioni, come già detto anche nelle scorse settimane, ma stamane arriva come un fulmine a ciel sereno un appello da parte di un importante autorevole centro studi economico come la CGIA di Mestre, che chiede al governatore di ripensare e di non firmare la preintesa con il governo. Sentiamo perché. Il preaccordo si debba assolutamente firmare, se si firma, ma non ho motivo di pensare che non sia così, prima della presentazione e all'inizio della campagna elettorale. Autonomia del Veneto, il governatore Zaia preme l'acceleratore. Dopo l'incontro di ieri con il sottosegretario agli affari regionali Gianclaudio Bressa, annuncia la firma ormai vicina del preaccordo che tra l'altro contemplerà, oltre alle 5 materie già in discussione, sanità, istruzione, lavoro, ambiente, rapporti con l'Europa, anche altre 3 materie che sono lo sviluppo economico, lo sport ed il governo del territorio. Ma la firma, che pare ormai prossima, solleva più di qualche perplessità alla CGIA di Mestre, che invita il presidente della regione a riflettere bene prima di firmare nelle prossime settimane la preintesa con il governo, perché, continua il segretario dell'associazione Renato Mason, a nostro avviso non ci sono ancora le condizioni necessarie, in particolar modo sui criteri di trasferimento delle risorse da Roma verso il Veneto. Nonostante ai tavoli tecnici il clima emerso sia di serenità e disponibilità, la CGIA osserva come il governo non abbia ancora definito la metodologia con cui erogherà le risorse sulle materie attualmente in discussione. Non vorremmo, continua Mason, nel caso fra qualche giorno si firmasse la preintesa, tra l'altro con un governo in scadenza, che la Regione Veneto si prendesse un impegno politico al buio. Sulla questione delle risorse, infatti, ricorda la CGIA, al momento le regioni hanno posizioni ben diverse. La Lombardia chiede il superamento della spesa storica, l'Emilia-Romagna la definizione puntuale delle risorse che verranno trasferite, il Veneto invece chiede di trattenere i 9 decimi delle tasse. Di qui l'appello della CGIA a Zaia a riflettere bene prima di firmare la preintesa con il governo. Allora sarà interessante capire quale sarà la risposta del governatore Luca Zaia a questo appello, a questa richiesta da parte della CGIA di Mestre. Siamo in collegamento con Palazzo Balbi, dove ci sono i nostri Tommaso Stoppa e Paolo Salavio. Perché oggi a Venezia c'è proprio un incontro che non c'entra con l'autonomia, ma è un incontro presente anche un rappresentante del governo come il ministro dei trasporti Graziano Del Rio e i vertici di Trenitalia. C'è stretto un importantissimo accordo con Trenitalia per l'arrivo di una flotta di treni
di alta tecnologia, 78 treni da 800 passeggeri l'uno, e quindi un nuovo contratto di servizio tra Regione Veneto e Ferrovie dello Stato che sarà firmato tra pochissimi minuti. Allora sentiamo intanto cosa stanno dicendo i vertici di Trenitalia di questo importante accordo, poi cercheremo di capire, ricollegandoci, se c'è la possibilità di parlare. Questa Regione i servizi che merita, e sono assolutamente certo che la gente scenderà dall'automobile, come dico sempre a Orazio e a tutti i nostri, che ringrazio per il grosso lavoro fatto. L'unico vero metro per misurare il lavoro che facciamo noi da questa parte è vedere quanta gente riusciamo a far scendere dall'automobile, perché se alla fine, come dire, dopo anni di lavoro e di mandato, il numero di gente che va sui mezzi pubblici, sull'automobile è sempre lo stesso, non abbiamo fatto un buon lavoro. Quindi solo se alla fine abbiamo fatto salire la gente sui mezzi di trasporto pubblico vuol dire che il nostro lavoro è andato bene. Questo al di là di utili di bilancio e tutta una serie di cose che sono, diciamo, tra virgolette scontate da fare, ma non sono il vero obiettivo del nostro lavoro. Quindi complimenti ancora alla Regione, complimenti al Governatore e a tutta la sua squadra, e complimenti al fatto che il Veneto arriva prima. Sempre. Grazie. Prego, Ministro. Grazie Governatore Zaia, grazie Elisa. Allora anch'io davvero sono felice di essere qui oggi, molto felice. Ci accomuna una uguale passione per le persone nella loro vita quotidiana. Questo credo che sia uno degli obiettivi della politica, aiutare le persone a vivere meglio la loro vita quotidiana. E ho sempre detto, appunto, come primo impulso all'azienda nostra di Stato, Ferrovie dello Stato, che sta diventando una delle più importanti aziende al mondo in questo settore, adesso anche incorporato con ANAS, quindi addirittura una grande azienda infrastrutturale capace di moltiplicare gli investimenti. Ho sempre detto loro che era molto importante che, dopo aver vinto la sfida dell'alta velocità, che stiamo vincendo anche al sud, perché abbiamo aperto i cantieri dell'alta velocità al sud, Napoli-Bari, Napoli-Palermo, quindi stiamo lavorando dappertutto, però che ci fosse come priorità il trasporto pendolare, perché siamo convintissimi che questa sia la direzione giusta per la mobilità, una mobilità sostenibile, una mobilità adeguata anche al tessuto italiano, che è un tessuto fatto di piccole città, di zone industriali, che hanno bisogno di offrire opportunità di spostamento al pendolare. Per questo c'è una politica integrata, e a me fa molto piacere che il Veneto sia stato il primo a cogliere questa opportunità in maniera così forte. Una politica integrata che dice che non si può pensare di spostare persone dalla macchina al treno se non si fanno investimenti, perché questa è la verità. Dobbiamo mettere più soldi. Noi abbiamo messo più soldi sull'Intercity, in questi mesi speriamo di vedere gli effetti delle nuove carrozze Intercity, perché anche questo, allora, ci sono milioni di persone che in questi anni avevano visto decrescere la qualità del servizio, adesso lo vedranno crescere. Ma abbiamo anche messo a disposizione, e ci sono a disposizione da parte di Ferrovie dello Stato, investimenti importanti per i contratti con le regioni. Quindi questa attenzione ai trasporti del quotidiano, ai trasporti dei pendolari è davvero un'ottima notizia. Più dignità, ve l'hanno già detto, ma io ci tengo a dire che questo fa parte di un contesto, perché vorrei dire anche ai pendolari veneti di sfruttare le occasioni che questa legge di stabilità ha dato. Ci sono sconti. Queste le parole che stiamo sentendo ovviamente del Ministro dei Trasporti Graziano Del Rio. Ovviamente vi racconteremo tutto questo di questo importante accordo questa sera. Vi basti sapere 78 nuovi treni da 800 posti l'uno. Sono treni spaziali, ha detto Zaia poco prima del collegamento. Oggi non voglio parlare di aumenti di tariffe, anche se gli abbonamenti andrebbero differenziati in base alle fasce di reddito. Parliamo di un servizio che nei prossimi 10 anni, dice il Governatore, sarà totalmente rivoluzionato. Tutti i treni avranno wifi, posti bici e 50 telecamere per la sorveglianza interna, un miliardo di investimenti. Questo è quello che stanno raccontando e che verrà siglato con un accordo importante fra pochi minuti con il Ministro Del Rio, con Trenitalia e con la Regione del Veneto. Stasera ovviamente poi vi racconteremo anche qual è la risposta del Governatore Zaia all'appello della CGA: non firmi la preintesa sull'autonomia. Noi adesso andiamo avanti
con la cronaca, con una incredibile tragedia che si è consumata questa mattina a Montegrotto Terme. Siamo nel Padovano, dove il cliente di un deposito di legnami è morto poco dopo le 11, un pensionato settantenne del posto che a quanto pare è stato colpito da assi di legno che erano state accatastate. Per lui non c'è stato nulla da fare, sono sul posto in questo momento i carabinieri e il SUEM, e ovviamente si sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto davvero soltanto un'ora, poco più di un'ora fa. Ed ora omicidio invece di San Polo, in corso in carcere a Venezia. Infatti l'interrogatorio di Ciro Esposito, il 49enne accusato dell'omicidio di Ivano Gritti, 47 anni, ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione, come sappiamo. Quindi in queste ore c'è l'interrogatorio in carcere, domani invece il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima alla dottoressa Cristina Mazzarolo. Si attendono ancora gli esiti delle analisi del RIS sull'arma del delitto. Non è escluso che la procura affidi a un esperto anche la perizia balistica per capire distanza e traiettoria dei proiettili esplosi. Nel frattempo gli investigatori sono arrivati al testimone oculare del delitto, un trentenne di origini straniere che si vedeva spesso in giro con i due a Venezia. Una sua testimonianza potrebbe essere dunque utile anche per capire un eventuale collegamento tra il terzetto e le rapine ai supermercati del centro storico di Venezia avvenute negli ultimi tempi. Ci potrebbe essere questo collegamento, è una pista. A proposito di rapine, allarme sicurezza che resta alto nel Veneto. Ieri sera a Fonte una rapina a mano armata con pistola, 3 persone travisate che hanno assaltato un centro massaggi a Onè di Fonte, minacciando i titolari con una pistola e portando via un bottino di 200 euro. Sempre ieri in centro a Treviso un furto finito in rapina in un negozio di abbigliamento. 2 giovanissimi che hanno rubato dei giubbotti sono stati scoperti da un commesso e lo hanno picchiato. E poi stamane a Mestre una rapina a un edicolante poco prima delle 6 in via Cappuccina. Ci racconta quest'ultimo episodio da Mestre la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, questa mattina all'alba c'è stata un'altra rapina, è successo poco prima delle 6 in una zona centrale della terraferma in via Cappuccina. Un uomo con il volto travisato da una sciarpa molto vistosa è entrato all'interno di un'edicola dove c'era la titolare e le ha mostrato la lama del coltello, dopodiché senza tanto preoccuparsi ha superato il bancone avvicinandosi a lei il più possibile per intimorirla. La donna a quel punto ha anche cercato di opporre resistenza iniziando ad urlare a squarciagola e chiedendo aiuto, ma ovviamente era poca la gente che passava a quell'ora. A quel punto però il criminale si è spaventato e ha capito di non avere più tempo a sua disposizione, così ha arraffato quanto poteva un computer portatile che si trovava lì vicino ed è fuggito all'esterno dell'edicola facendo perdere le proprie tracce. Sul posto poco dopo sono intervenute le volanti della polizia che stanno cercando di capire dove potrebbero trovare questo ladro. L'esercizio è stato preso di mira in un momento in cui pare non ci fosse nessun altro naturalmente all'interno del negozio. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Una ventenne di Castelfranco, vittima di una violenza sessuale di gruppo accaduta a Jesolo diversi mesi fa. Adesso ci sono 3 persone finite sotto inchiesta. Violentata nel parcheggio della discoteca Muretto di Jesolo da 3 ragazzi, 3 ventenni, ora indagati dalla Procura di Venezia. Vittima una loro coetanea, residente nell'area di Castelfranco Veneto, che aveva denunciato il fatto avvenuto quest'estate un paio di giorni dopo. Violenza sessuale di gruppo, la pesante accusa a cui i 3 rischiano di dover rispondere. La ragazza ha raccontato di essersi appartata in auto con uno di loro, un giovane di Mestre conosciuto la sera stessa, che però a un certo punto sarebbe sceso dalla vettura allontanandosi, e sul mezzo sarebbero saliti altri 2 giovani che avrebbero abusato della ragazza. Il difensore del primo giovane, l'unico che finora ha accettato di rispondere alle domande degli inquirenti, punta a chiedere l'archiviazione della posizione del suo assistito perché, come confermato dalla vittima, lo scambio con lui era stato consenziente e non era presente alla successiva violenza. Ma la procura prosegue gli accertamenti. Tutti e 3 sono sotto inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Adesso un'incredibile vicenda che viene dal Padovano. La ludopatia l'aveva portata a perdere al casino, pensate, oltre 2 milioni di euro affidatili dai clienti. È stata condannata per questo una promotrice finanziaria.
Una passione sfrenata per il gioco d'azzardo che l'ha portata verso il baratro. Dal 2005 al 2011 una promotrice finanziaria di Vigonza ha dilapidato quasi 2 milioni di euro dei clienti che seguiva in una filiale di una banca padovana. Ora per la 52enne è arrivata la condanna del giudice, 2 anni di carcere e 300 euro di multa, sia pure con la sospensione condizionale della pena. Per la donna c'è anche l'obbligo di pagare un anticipo sul risarcimento alla banca per cui lavorava, pari a 663.601 euro. La banca infatti ha già rimborsato gran parte delle somme. La ludopatia della donna è stata certificata da consulenze mediche presentate dal suo avvocato. Il gioco compulsivo l'ha portata ad utilizzare il denaro affidatole dai clienti. Nel 2011 però è stata smascherata, affrontando così il processo. Parliamo di situazione economica, parliamo di un settore come il metalmeccanico che dopo anni di crisi vede una ripresa. C'è l'aumento dell'occupazione, ma la CGIL lancia l'allarme, è un allarme già sentito in questi mesi, troppe assunzioni precarie. Una ripresa lenta ma consolidata. La produzione nel settore metalmeccanico ha visto un aumento del 2% in un anno. Nei primi 9 mesi del 2017 gli assunti nelle aziende hanno superato di 2.510 unità i licenziati. Da un lato abbiamo appunto un elemento di consolidamento della ripresa nel manifatturiero e nel metalmeccanico. Da un punto di vista occupazionale, il dato a settembre 2017 dice che c'è un saldo positivo di 2.510 posizioni, quindi il dato è sicuramente positivo, nel senso che c'è un recupero. Ma non è tutto oro quel che luccica. Dall'altro lato c'è un aumento esponenziale di assunzioni a tempo determinato, ben il 48%, o in somministrazione il 38%. Il punto è che se andiamo a vedere quel saldo occupazionale, come si distribuisce per tipologia contrattuale di assunzione, vediamo che il contratto a tempo indeterminato non arriva nemmeno al 5%, è un 4,8%. Le esportazioni sono aumentate fino a picchi del 30% in segmenti come l'elettronica e le apparecchiature medicali e di precisione, e con incrementi comunque a 2 cifre in altri ambiti della metalmeccanica. La CGIL ora punta sulla contrattazione aziendale di secondo livello. A partire dall'ultimo rinnovo contrattuale, mi riferisco al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, noi dobbiamo assolutamente andare a prenderci fabbrica per fabbrica la capacità di produrre ricchezza delle aziende. Parola d'ordine, insomma, sarà quella di portare a casa contratti collettivi aziendali, il che significa migliori condizioni di lavoro, ma anche lasciare in tasca ai lavoratori un netto maggiore. C'è chi contro le troppe multe dell'autovelox di Albignasico, di cui si parla da mesi nel Padovano, ha deciso di fare lo sciopero della spesa. Le parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque c'è l'autovelox della discordia che continua a mietere vittime ad Albignasico nel Padovano. Una tra le vittime dell'autovelox decide di far scattare lo sciopero della spesa nel territorio comunale di appartenenza ed è un carabiniere. Limite superato di 4 km orari e ovviamente via libera alla multa. Spietato come sempre il famigerato autovelox posizionato sui 70 orari lungo le tangenziali di Padova allo svincolo di strada Battaglia nel territorio di Albignasico, ma questa volta la multa, 60 euro circa già pagati, ha fatto scattare una protesta singolare. Stop alla spesa nei comuni dell'Unione dei Patriarcati che gestiscono insieme il servizio di polizia locale. Albignasico, Casalserugo, Maserà. Un velox poco segnalato, aggiunge l'autore, che come lavoro fa il carabiniere e la legge spiega la rispetta. La multa l'ha beccata a ottobre percorrendo la strada verso mezzanotte, convinto che il limite fosse a 90 km orari. Ben diversa la situazione per quanto riguarda il velox in corrispondenza di Selvazzano, sui 70 certo, ma segnalato. I comuni incasseranno i soldi delle multe, a rimetterci per questa singolare protesta potrebbero essere alcuni negozi regolarmente frequentati dal militare e uno studio medico. A proposito di sicurezza stradale, l'incredibile incidente a Chiampo dove una donna, siamo nel Vicentino, alla guida della sua auto stava percorrendo
la strada per tornare a casa. A un certo punto ha sentito un fortissimo colpo sulla cappota, ha visto il parabrezza inclinarsi, come vediamo nella foto, e sceso dall'auto, non ha capito cosa fosse stato a colpire l'auto, era stato incredibilmente un agnellino che con il gregge stava pascolando a monte della strada ed è piombato da un'altezza di circa 2-3 metri, era caduto dunque e ha provocato quel danno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze né per l'automobilista che è riuscito a fermarsi in tempo né per l'animale che ha subito raggiunto il gregge. Questi sono casi limite ovviamente, ma purtroppo gli incidenti continuano a esserci e spesso sono mortali, e purtroppo viene confermato un trend, ovvero che gli incidenti sono causati sempre di più ormai dalla distrazione dovuta al cellulare. La conferma che arriva dal bilancio della Polizia Stradale di Treviso nel 2017. Gli automobilisti sono sempre più distratti alla guida. I dati raccolti dalla Polizia Stradale di Treviso parlano chiaro. Su 7 fuoriuscite di strada si sospetta che in più di qualche caso a provocarle sia stata la disattenzione, l'uso dello smartphone e le cinture non allacciate. Ferme restando ovviamente le condotte di guida sbagliate dovute a alcol o sostanze stupefacenti o alla velocità, però quello che si nota è un aumento degli incidenti privi di questi elementi e che quindi sono necessariamente ascrivibili alle distrazioni. Cellulari in mano molti? Sicuramente, anche se noi non possiamo dimostrarlo perché arriviamo ovviamente per ovvie ragioni a cose già fatte, ma è evidente che nella maggior parte di questi casi è fortemente probabile l'utilizzo del cellulare. Nel 2017 sono stati 1.002 i sinistri, ben 99 in meno rispetto al 2016. Sono calati del 23% gli incidenti mortali, 24 con 26 vittime. Nel 30% dei casi i conducenti delle auto coinvolte nelle tragedie della strada sono risultati positivi a droga e alcol, un terzo non indossava le cinture di sicurezza. Un anno questo significativo, ha spiegato il comandante, soprattutto le numerose iniziative sulla sicurezza stradale. Abbiamo superato le 12.000 persone raggiunte con iniziative di educazione stradale e di sicurezza stradale, quindi oltre ai soliti progetti ministeriali di Icaro e di Biciscuola che sono rivolti agli studenti, siamo riusciti a raggiungere migliaia di cittadini attraverso iniziative come ad esempio quella a Conegliano al centro commerciale Conè. Nell'anno appena concluso sono state ritirate 562 patenti e 323 carte di circolazione, con ben 20.700 punti complessivamente decurtati. Non solo, poi strada impegnata anche sul fronte di polizia giudiziaria, in particolare l'attività investigativa svolta sulla provincia di Treviso in materia di riciclaggio di veicoli di illecita provenienza, truffe e di illecito conseguimento di patenti di guida, ha portato complessivamente alla denuncia all'autorità giudiziaria di 21 persone in stato di libertà. Inoltre nel 2017 sono stati sottoposti a controllo amministrativo 40 attività commerciali, tra cui autorivendite, officine meccaniche e carrozzerie. L'attività durante questi controlli ha portato alla denuncia di 5 persone per reati specifici in materia di commercio di veicoli usati che ribassavano il chilometraggio dei veicoli messi in vendita e la contestazione di 26 contravvenzioni per un importo complessivo superiore ai 16.000 euro. Parliamo adesso di municipi che vanno letteralmente in pezzi e quindi costringono i sindaci a mettere mano a casse già abbastanza vuote. È accaduto a Castelfranco, accade anche a Villorba nel Trevigiano. Edifici storici o semplicemente datati, di certo immagini di comuni dalle casse sempre più povere. Da Castelfranco a Villorba, puntelli negli uffici municipali. Nel capoluogo della Castellana si è sfiorata tempo fa la tragedia con il crollo del soffitto della segreteria. A Villorba invece il Consiglio Comunale si riunisce in una sala che assomiglia a un cantiere. I soffitti stanno cedendo, quindi li abbiamo messi in sicurezza ancora prima dell'estate e stiamo già provvedendo un pezzo alla volta a sistemarlo. In primo luogo ci interessa garantire la sicurezza di chi in municipio lavora. Senta, ma lavorare con i puntelli di fatto nelle stanze? È meglio che con i calcinacci in testa. Qui nessun cedimento improvviso, come invece si è verificato a Castelfranco. Mi spiace per il collega Marcon che ha dovuto vivere questo momento, noi siamo stati più fortunati perché i primi segni di cedimento li abbiamo avuti nel garage e quindi siamo corsi ai ripari. Intervento in corso da 200.000 euro e altri ne seguiranno per adeguare l'intero edificio anni 70 e le vicine ex scuola Pastro, una spesa da circa 800.000 euro. A Castelfranco la struttura è stata per ora solo messa in sicurezza. Laddove il crollo si era verificato abbiamo ripristinato, è stata fatta un'indagine dove sono stati messi in evidenza dei punti più critici, lo scalone d'entrata ad esempio è stato messo in sicurezza per andare a prevenire crolli. Anche qui il conto è salato.
La Forbice oggi ci dice, ma è ancora prematuro perché dobbiamo approfondire, ma si va da un minimo di 250.000 a un massimo di 500.000 euro per mettere in sicurezza tutto il palazzo municipale. Cambiamo argomento, in pochi lo immaginano, ma il tango argentino costituisce una efficace terapia per rallentare il decorso di una malattia terribile come il morbo di Parkinson. A Campo San Piero e Cittadella, nel Padovano, ripartono in questi giorni i corsi. Al Pacino non vedente nel celebre Profumo di donna, ma che il tango argentino non sia solo una danza, lo sanno le famiglie dei malati di Parkinson che frequentano i corsi avviati da qualche anno tra gli ospedali di Campo San Piero e Cittadella e ripresi con l'inizio del 2018 a Campo San Piero nella Casa Gialla dell'ULSS, a Cittadella nel centro parrocchiale San Giuseppe. Una sessantina i partecipanti tra malati e familiari, persone che hanno potuto toccare con mano come il tango argentino con il metodo Orotango sia un nuovo approccio che rallenta i sintomi di questa patologia neurodegenerativa. Ritmo e schema di passi fissi, una delle chiavi, e così questa danza diventa fondamentale come sostegno all'equilibrio e al movimento, ma anche per l'umore e la memoria. Un progetto coordinato da 2 danzaterapeuti, realizzato con la collaborazione delle strutture di medicina fisica e riabilitazione dell'ULSS 6 Euganea e con l'associazione padovana Albero della Vita. Dopo Cittadella e Campo San Piero, a breve il corso sbarcherà anche in città, nel centro parrocchiale di Volta Barozzo. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di 20:10 questa sera, tema importantissimo e caldissimo, si parla infatti di legge Fornero, abolirla o no e come. E ne parlano con Ferdinando Avarino, Giacomo Vendrame, segretario della CGIL della provincia di Treviso, e Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Imprese Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con molte nubi. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio dell'11 gennaio. Sul Veneto tempo prevalentemente stabile, dunque asciutto, ma anche con un cielo che si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, specie su Bellunese e Veronese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà asciutto un po' su tutti i settori, con ampie schiarite soleggiate, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 4 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, a tratti anche coperto, specie sui confini altoatesini, ma dunque senza fenomeni degni di nota. Temperature massime tra 3 e 9 gradi, minime tra -2 e 3 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.